Friuli Venezia Giulia launches a new funding program to support traditional artisan business. Grants covering up to 40% of the eligible costs are available starting June 15th, 2026. Ma è una linea che ho fortemente voluto, guardate, dopo una fase di ascolto proprio degli addetti ai lavori, la linea è legata al mondo delle produzioni tipiche di nicchia della nostra regione. Ci sono delle ricchezze, delle opere, io le definisco opere di maestria importantissime, ce n'è diverse. Ho voluto dare una mano al comparto, a un settore che si trova a dover affrontare un mercato sempre più competitivo. Mi sono confrontato con l'associazione di categoria e abbiamo modificato insomma, quello che è il regolamento attuale di intervento e sostegno a favore del mondo dell'artigianato, che ricordo in questi anni si sta dimostrando particolarmente resiliente nella nostra regione. L'ultimo bando ha chiuso con un numero di domande in crescita rispetto al precedente e ricordo anche gli oltre 13 milioni di euro che sono stati richiesti di contributi pubblici, ma quello che io voglio sottolineare è l'effetto leva che i soldi pubblici messi a disposizione hanno sull'economia reale del settore, parliamo di 43 milioni di euro. Oggi questa nuova linea contributiva che va oltre che a salvaguardare i valori culturali di questo tipo di lavorazione, ma manda anche un messaggio e dice dobbiamo permettere a queste aziende che hanno un alto contenuto non solo manuale ma anche culturale di potersi rigenerare o riconfermare.